Anche oggi siamo qui alla chiesetta di Montecengio per l'anniversario della festa provinciale. Un grazie a tutti i volontari che hanno lavorato in questi giorni da mesi per organizzare il tutto. Quest'anno ricorrono i 50 anni dall'inaugurazione della chiesetta, quindi è un motivo anche di orgoglio. E qui va il grazie in particolare al gruppo di Cogollo del Cengio che da tantissimi anni tiene la manutenzione, fa manutenzione a questa chiesetta. Erano centinaia i donatori di sangue della Fidas che si sono radunati nella chiesetta del Monte Cengio per rinnovare l'importante promessa del dono, un atto di convinta generosità che unisce cittadini di tutte le estrazioni sociali ed età, un modo per rinsaldare il senso comunitario d'appartenenza e rispondere uniti alle richieste sempre pressanti del sistema trasfusionale nazionale, nonostante le criticità registrate anche a Vicenza nei centri di raccolta. Criticità dovute sia alla carenza ormai cronica di medici che alle difficoltà riscontrate dal nuovo sistema informatico per fissare gli appuntamenti attraverso un'app sperimentale testata dalla Regione Veneto con un progetto pilota. Una giornata proficua anche per pianificare le prossime iniziative, volte soprattutto a spronare i donatori più giovani. La Fides nazionale verrà a Vicenza, stiamo trovando una location per un tema importante che potrebbe essere relativo al sistema sangue in Italia, quindi abbiamo anche questo onore di avere il Presidente nazionale con tutto il direttivo nazionale. Poi abbiamo il gruppo giovani che è gestito benissimo da Davide, che ha già dei grandi progetti per il dopo ferie, quindi saremo presenti in molte manifestazioni anche in contemporanea, quindi significa che alle spalle abbiamo una grande forza che sono i nostri volontari, i nostri donatori e le nostre donatrici.